E al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qua, decima sigla, eccoci qua, decima puntata nella nostra mongolfiera del Giro del Mondo in 80 giorni. Con me sul cestello di Radio Nostra c'è Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, bentornati a tutti gli ascoltatori. Cominciamo frizzanti di questo nuovo anno, sperando che ci porti qualche buona notizia. Dai, qualcosa forse oggi si è sentita di nuova, di buona notizia. Speriamo che vada avanti così. E abbiamo già i nostri ospiti che stanno per raggiungere la nostra navicella. Sono ancora giù nella scaletta. Intanto, finché salgono nella scaletta, ci mettiamo il brano di Beppe Costantini, A posto così. Eccoci qua, è finita, grazie a Beppe Costantini per questo brano che ricorda un po' la laguna qua di Venezia. E adesso, Rossella, abbiamo i nostri due ospiti già sulla nostra navicella. Il primo ospite da Molfetta, Michele Lucifero. Buonasera Michele. Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatrici e agli ascoltatori.
e che è appunto fra i fondatori dell'Osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole e nelle università. E poi abbiamo velocemente raggiunto con un volone della nostra mongolfiera Michele Toccoli a Trento, che è stato molto a lungo direttore di Docenti Senza Frontiere e fa ancora parte di questa associazione molto importante, e li abbiamo chiamati per dialogare appunto su un tema che sembra nuovo, almeno per quanto riguarda le scuole. Allora, Michele Lucivero, cerchiamo stasera, diciamo anche i cognomi perché altrimenti. Intanto vuoi presentarci brevemente questa associazione? Sì, certo. Dunque, l'associazione, parto dai dati più rilevanti, è un comitato di scopo, di fatto, che si è costituito l'11 maggio 2024 a Roma. Quindi è recente la costituzione formale del comitato di scopo. E in realtà lavoriamo già da più di 2 anni sui vari territori. È nata come una rete informale in primo luogo, perché nel sindacalismo di base, no? Io tra l'altro sono membro dell'esecutivo provinciale dei Cobas Scuola di Bari e coordinatore poi diciamo di tutte le sezioni della Puglia, della scuola. E quindi ci siamo accorti negli ultimi anni che le scuole entravano nelle caserme, le caserme entravano nelle scuole, e soprattutto che i passaggi formali, quelli che nella scuola bisogna fare, cioè il passaggio dal consiglio di classe, dal collegio docenti, saltavano. E questo è capitato anche a me, è capitato l'anno scorso a me personalmente, nel senso che chiama il sindaco chiama il dirigente e gli dice che c'è una manifestazione istituzionale. Non si fa il passaggio decisionale attraverso il consiglio di classe, che deve decidere, no? Deve deliberare se la classe, se l'iniziativa è opportuna, se è il caso che la classe debba partecipare. Insomma, a me è capitato che mi sia stata sottratta una classe, una quarta, l'anno scorso, ed è stata condotta al teatro, il teatro di Bisceglie. Io insegno a Bisceglie, vivo a Molfetta ma insegno a Bisceglie, ma è a 9 chilometri. È stata condotta al teatro dove è stato presentato il Calenda Esercito. Il Calenda Esercito con una schiera di militari graduati sul palco, ed il calendario esercito voluto e finanziato da Isabella Rauti. Questo è uno dei fenomeni che noi abbiamo denunciato. Quindi per questo nasce dal sindacalismo di base. Noi ci siamo accorti che alcuni passaggi saltavano, così come ci siamo accorti che i ragazzi e le ragazze attraverso i PCTO, sapete cosa sono i PCTO? Michele, siete stati insegnanti, non so se c'erano, perché i PCTO ci sono dal 2015, il governo Renzi, la buona scuola di Renzi li ha introdotti. Per espletare le ore di PCTO, i ragazzi e le ragazze venivano condotti. Guardate, io ripeto, l'ho detto prima a voi, prima di iniziare la trasmissione, io mi occupo del sito, tutto ciò che passa dal sito io lo leggo, e quindi passa ho la visione, la percezione chiara di un fenomeno nazionale. Dove ci sono le caserme, tra l'altro io ho vissuto a Vicenza e anche a Vicenza capitano queste cose qui, l'Istituto Rossi in particolare, dove ci sono caserme, attenzione, caserme dell'esercito, della marina, ma anche caserme della NATO, caserme americane. Ecco ciò che succede ad esempio a Vicenza. Per espletare i PCTO i ragazzi e le ragazze vengono condotti all'interno delle caserme. Noi ci siamo accorti di questa situazione, intorno al 2021. Il 2022 facciamo un grande convegno a Napoli, tra l'altro si usciva dalla pandemia, eravamo un po' cauti nel fare questo tipo di iniziativa. Nel 2022 facciamo un grande convegno a Napoli in cui ci confrontiamo, e tra l'altro a questo convegno c'era padre Alex Zanotelli, Manlio Dinucci, c'era Angelo Dorsi, insomma c'erano un po' di personalità. Noi dal nostro versante del sindacalismo di base denunciavamo queste procedure all'interno delle scuole. Però poi abbiamo incontrato Pax Christi, Mosaico di Pace, il movimento non violento. È stata davvero un'inedita sinergia di forze e di associazioni, organizzazioni, enti di base che hanno messo insieme le loro forze nel denunciare questi fenomeni. Dal 2022 poi abbiamo realizzato tanti altri convegni simili
in tutta Italia, almeno una ventina, e da cui poi sono venute fuori 2 pubblicazioni, la scuola laboratorio di pace per Aracne editrice, e quindi abbiamo cominciato ad analizzare in maniera più sistematica il fenomeno. Uno dei fattori, uno degli fenomeni, come dicevo, è quello dei PCTO, ma non è questo, non è solo questo. Ad esempio a Trani a 15 chilometri da Bisceglie, no? Quindi Molfetta, nella litoranea c'è Molfetta, Salendo, Bisceglie e Trani. A Trani c'è una scolaresca che 2 anni fa, attenzione, scolaresca di scuola primaria, viene condotta all'interno della caserma, e io ho le foto, purtroppo, ma se volete poi ve le giro, ho le foto di bambine e bambini intorno ai 10 anni che maneggiano le armi. I ragazzi, i bambini e le bambine erano stati portati all'interno della caserma perché dovevano celebrare, e questo sta capitando in tutta Italia, dovevano celebrare una battaglia della Prima Guerra Mondiale in cui l'Italia aveva perso, ovviamente, e quindi celebravano questa battaglia perché c'era un battaglione di Trani che era stato sacrificato. E ci sono le foto, io posso mostrarvi se volete le foto, ma sono sul sito, bambini e bambine che maneggiano armi in autonomia. Questo fenomeno è dilagante e ha a che fare con tutti i livelli di scuola, per non parlare poi della polizia, i carabinieri che entrano nelle scuole. A Brindisi, ve ne dico un'altra, questa è recente, a Brindisi un mesetto fa è comparso un comunicato su Brindisi Report, un giornale locale, con tanta enfasi. Il titolo era 196 studenti e studentesse, no, forse questo l'ho aggiunto io, studenti e studentesse non è, l'ho aggiunto io. 100... Non c'era bisogno. Sì, perché no? Perché dico questo? Perché era un comunicato evidentemente passato dalla caserma. Insomma, 196 studenti portati in caserma per lezioni di combattimento. Lezioni di combattimento. E quindi l'articolo narrava di questa entusiasticamente, ecco perché dico che era venuto fuori dall'ufficio stampa della caserma, la caserma San Marco di Brindisi, tra l'altro quella caserma in cui pare Antonio Mazzeo, un nostro collaboratore, ci aveva scritto un articolo sopra, vengono addestrati militari ucraini, perché c'era stato un bando, Antonio Mazzeo aveva trovato un bando in cui si richiedeva all'interno di quella caserma dei traduttori, degli interpreti di lingua ucraina. Quindi in quella caserma vengono addestrati militari ucraini. In quella caserma 196 bambini e bambine alla fine vengono addestrati a fare le stesse operazioni di guerra. Facciamo un po', siamo un po' sconcertati. Anche noi, ripeto, tutte queste informazioni passano da me perché le pubblico e ho un quadro, potrei stare a raccontarvi fino a domani mattina, prima di andare a scuola, di tornare a scuola, ciò che in questi anni accade intorno al mondo della scuola. Ma quindi in varie parti d'Italia? Assolutamente sì, in varie parti dell'Italia. Ancora, se tornate sul sito, potete vedere a Fagnano Lona, provincia di Varese, bambini e bambine portate all'interno della caserma della NATO, in questo caso, per realizzare il loro sogno. Bambini e ci sono le foto, no? Perché poi le foto sono agghiaccianti, capite? Noi possiamo parlare quanto vogliamo, ma se vi mostro le foto, allora comprendete bene la gravità di questo fenomeno. Bambini e bambini che salgono e scendono dai carri armati, e le maestre entusiaste perché hanno realizzato il sogno dei bambini di fare i militari. Noi spieghiamo che quel sogno lì è un sogno di morte, perché i militari vengono addestrati per fare la guerra. Michele Toccoli, come, non so, che effetto ti fa sto racconto? Io devo confessare, non avevo esperienza di questi, no. Ma ho preso la palla al balzo e ho aperto il sito osservatorio millescuola.com e stavo guardando alcuni titoli, alcuni articoli. No, niente, io partirei proprio dal coinvolgimento delle istituzioni scolastiche alla presenza di uomini in divisa nelle scuole. Trovo anch'io che dovrebbe tutto passare
con la massima trasparenza e attraverso gli organi istituzionali, colleghi docenti, eccetera, e la consultazione delle famiglie, la consulta delle famiglie, questo tipo di attività. Io qui in Trentino, perlomeno, so che le uniche persone che entrano in divisa è la polizia postale per parlare del problema del bullismo di internet, oppure i gruppi alpini che vengono a presentare la festa degli alberi o le attività di solidarietà che fanno insieme alla protezione civile. Quando invece si presenta proprio con militari, che poi è la prima industria al mondo, consideriamo che è la prima industria esistente al mondo, lì ci vuole la massima trasparenza. È inconcepibile che il sistema educativo abbia queste pressioni esterne e che ogni proposta deve essere valutata alla luce di principi etici e pedagogici. Ma anche perché, insomma, lo scopo di questa vicinanza fra la scuola e il mondo delle armi, cioè non è il mondo militare, è proprio il mondo delle armi. Qual è lo scopo? Guarda, la presenza di attività militari nelle scuole o la presenza di uomini in divisa può sembrare un modo proprio per avvicinare i giovani al concetto forse di disciplina, sacrificio, senso del dovere, oppure le armi danno quel senso di potere che i ragazzi cercano. Tuttavia esistono tantissime alternative per costruire valori di educazione comunque moderna, etica, orientata a un futuro di pace. In un mondo che già si trova di fronte a sfide numerose e globali, come siamo in questi anni, che sono tutte veloci, con conflitti internazionali sotto gli occhi di tutti, sarebbe auspicabile che non succedessero questi inviti o queste presenze all'interno di scuole. I ragazzi devono avere una partecipazione civica come valore principale forse per laboratori sulla mediazione e la risoluzione dei conflitti, forse sulla collaborazione con organizzazioni umanitarie o progetti interculturali. Non c'è bisogno, secondo me, di attività nemmeno di marketing delle armi o di come dire, fiera, mercato, di vedere com'è un carro armato, come ha detto prima il collega Michele Lucivero. Io volevo chiedere a Michele Lucivero la sensazione, perché voi avete un'ottica e state monitorando e quindi riuscite a vedere anche quello che gli altri magari non riescono a vedere, no? E la sensazione quando dimostrate questi dati inconfutabili, gli insegnanti, l'altra parte degli insegnanti che magari non si accorgono, si rendono conto, dicono qualcosa, per loro va bene lo stesso? Allora, noi intanto stiamo continuando a fare convegni e il 20 ne facciamo uno a Bari abbastanza importante perché c'è la presenza di Francesca Albanese anche, no? Quindi è un bellissimo convegno e lo stiamo aspettando. Sì, fai bene a porre l'attenzione su questo aspetto. Molti non si accorgono, devo dire che effettivamente ci sono delle realtà, delle scuole che sono davvero distanti. Ecco, Michele Torci faceva l'esempio della polizia postale, no, siamo abituati a queste cose qua, la polizia postale, la polizia, che so, i carabinieri che entrano anche per le questioni riguardanti il femminicidio. Ecco, questo è un aspetto. Se vogliamo, alcuni lo lasciano passare, ormai qualcuno lo ha accettato come normale, ecco. E molti invece, quando vedono le foto,
che noi pubblichiamo sul sito rimangono davvero sconcertati, e l'operazione che facciamo noi è proprio di prendere consapevolezza, e forse, dicevo, concordo con Michele, l'analisi di Michele Toccoli, che è l'analisi politica che facciamo noi, cioè l'obiettivo è quello di normalizzare la guerra. È importante questa normalizzazione che avvenga sin da bambini e da bambine, perché la normalizzazione deve essere funzionale anche a sostenere una visione del mondo, perdonatemi, ma ormai Amnesty International pure l'ha accertato, una situazione storica, geopolitica, in cui noi conviviamo e andiamo avanti tranquillamente, mentre in mondovisione c'è un genocidio. Prima facevamo riferimento a delle belle notizie, speriamo che siano delle buone notizie, ma intanto noi abbiamo vissuto un genocidio e nelle classi non è passato nulla. Ecco, c'è questo aspetto della normalizzazione della guerra che è funzionale. Tra l'altro si faceva riferimento all'industria bellica. Guardate che un aspetto è quello della militarizzazione, e anche, Michele, non so se tu eri o se voi eravate insegnante, Rossella dicevi che eri insegnante nella scuola superiore. Guardate che io vivo al sud e qui vengono i carabinieri, l'esercito, la marina militare, la guardia di finanza per farsi pubblicità, perché il bacino delle forze dell'ordine, delle forze armate, anche che poi vengono da voi al nord, è questo qui. Quindi c'è bisogno intanto di un bacino, c'è bisogno di forza umana per fare la guerra e per mantenere l'ordine militare. E poi, giustamente sottolineava Michele, adesso mi voglio soffermare un attimo su questo aspetto, c'è bisogno anche di investimenti. Ebbene, guardate, ciò che noi denunciamo anche è un altro aspetto molto più sottile, e questo ha bisogno di un'analisi economica un po' più approfondita, perché guardate, oltre alla militarizzazione, quella concreta, quella delle armi, esiste una militarizzazione che è quella che fa Leonardo SPA all'interno delle nostre scuole. Guardate che a Roma alcuni licei, e qui c'è da fare tutta un'analisi su ciò che significa anche l'autonomia differenziata, a Roma è nato un liceo con la collaborazione di Leonardo SPA. Leonardo SPA è la più grande industria al mondo, non italiana, al mondo, di armamenti, al mondo, ed è compartecipata dallo Stato italiano. Ora, l'azienda Leonardo SPA ha due fondazioni. La fondazione Leonardo, la società delle macchine, la civiltà delle macchine, il cui presidente è Luciano Violante, e la fondazione Medor, il cui presidente è Marco Minniti. La prima, Leonardo, la civiltà delle macchine, entra nelle scuole e regala droni, regala robottini. Ora avete seguito, immagino, la questione di Abedini, l'iraniano. L'iraniano è stato arrestato perché giocava con i droni. L'accusa è che quei droni potrebbero essere, ho sentito con le mie orecchie, ho letto, potenzialmente macchine da guerra. Bene, noi abbiamo Leonardo SPA che fa questi giochetti qui, che costruisce droni che sono potenzialmente, nel loro dual use, sono potenzialmente degli strumenti di guerra. Per cui Leonardo SPA ormai è entrata nelle scuole. Leonardo SPA ha dei suoi formatori che formano gli insegnanti. Quindi il processo è dilagante, ha due aspetti, quattro aspetti, molto, qualcuno anche non evidente, ma certamente, per ritornare alla tua domanda e per rispondere, non voglio eludere, molti e molte rimangono sconcertate da ciò che sta accadendo quando noi descriviamo il fenomeno a tutto tondo. E l'occasione per noi è anche, adesso mi sono ricordato che il 16 a Mestre ci sarà Antonio Mazzeo. Ci sarà Antonio Mazzeo e ci saranno rappresentanti dell'osservatorio contro la militarizzazione all'M9 Cube, se non sbaglio. Ci saranno delle iniziative dell'osservatorio, quindi quando noi mostriamo tutto ciò che sta accadendo, e come Michele Toccoli che è andato a vedere sul sito, la gente rimane davvero sconcertata.
Il titolo di maestra è La scuola va alla guerra, idee e pratiche per disarmare la scuola ed educare la pace, giovedì 16 gennaio alle 17:15 fino alle 19:30 all'M9 Cub, piano interrato. Sì, sto mettendo il manifestino. Con Francesca Albanese, il convegno con Francesca Albanese, giusto? A Bari. No, a Bari, mentre qua interverranno Antonio Mazzeo, i rappresentanti della campagna scuole smilitarizzate, osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, delle università e l'unione degli universitari e della rete degli studenti medi. Questo a Mestre il 16. Mentre appunto avevo messo anche il manifesto di Bari, eccolo qua. Il manifesto di Bari è il 20, se non sbaglio. Eccolo qua. Il 20. Economia di guerra e educazione della pace nelle politiche del Mediterraneo. E prima di dare altre notizie e informazioni, metto un attimo un brano musicale per staccare un attimino, con il nostro amico Zoltan Jakab slovacco con il suo blues, Košice Blues. Toto je hlavná a toto je dom. Tu bárs fajn sa cítim, tu bárs šťastný som. A toto je hernát a toto je kôň a tu je náš krásny Orbán Toroň. Toto je Bandy a Bandy je náš, Bandyho hotdog, kým neochutnáš. Prichádzaš o šancu zažiť náš raj, čo ponúka Bandy a Košický kraj. Košický blues, 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 Košoj blues. Košický blues, 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 Košoj blues. Je tu spieval aj Elvis, aj Barry Manilow, tí chodia aj ku nám, bol tu aj Sting, zahral aj New Wave, zahral aj swing, a toto je Bužňa. Bužňa je náš stánok pre hudbu, tu klasiku máš. Máme aj folklór, hip-hop a jazz, aj operu v meste, hrajú aj dnes. Košický blues, 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 Košoj blues. Košický blues, 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 Košoj blues.
Kosicki blues, 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 Kassai blues. Kosicki blues, 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 Kassai blues. Eccoci qua, grazie a Zoltan Jakab che è venuto qui a trovarci durante il Festival del Jazz, e ritorniamo a parlare di scuola, di militarizzazione delle scuole. Abbiamo parlato di Leonardo, io da qua vedo l'officina, è a 2 chilometri dalla mia soffitta, c'è l'officina per gli elicotteri, e abbiamo tutta la mattina che volano questi elicotteri sopra, che fanno le prove in mezzo alla laguna. E quindi Leonardo, dicevamo, il nostro ministro della guerra un po' troppo, è Crosetto, no? Il nostro della difesa, ecco, non mi veniva. La difesa. E che quindi forse qualche conflitto di interesse lo possiamo anche trovare, ricercare all'interno di queste. È stato dirigente della Leonardo SPA, no? Prima di diventare ministro, messo da Draghi, credo, se non sbaglio. Sì, messo da Draghi, senior advisor. Però è importante anche sottolineare che il processo è bipartisan, coinvolge sia il centrodestra sia il centrosinistra. Quindi tutti quanti, chi abbraccia il neoliberismo sa, chi abbraccia anche, se volete, il maggioritario funziona così, no? Deve accettare di entrare in queste cariche importantissime. Ma Leonardo, guardate che Leonardo è una partecipata dello Stato, quindi è lo Stato italiano che fa affari con l'industria di guerra, e la Fondazione Medor è quella che entra nelle università e fa accordi poi per esportare tutto questo materiale. E quindi l'università, i nostri compagni, le compagne che lavorano per l'università, ad esempio c'è Michele Lancione è un docente di geografia al Politecnico di Torino, ha fatto con noi il convegno nazionale a Roma il 10 maggio, guardate, ci ha raccontato delle cose incredibili sul Politecnico di Frontex, che entra nell'università, fa accordi con l'università, col Politecnico di Torino, per avere il bollo, ma soprattutto per avere delle mappe geografiche. Lui è un geografo, Michele Lancione, per avere delle mappe geografiche che servono per la repressione. Insomma, si parlava della cultura, lapsus, Gianluigi, il tuo lapsus, ministro della guerra, guarda, non è casuale, si chiama lapsus freudiano, perché queste persone insistono sulla cultura della sicurezza, sulla cultura della difesa. Io sono insegnante di storia e filosofia, e guardate, questa temperie che stiamo vivendo oggi è una temperie analoga a quella dei primi anni del Novecento, i primi 10-15 anni del Novecento, la rottura dell'equilibrio internazionale. Avevamo gli imperi e gli imperi si stavano disgregando, la corsa al riarmo. Noi siamo in uno stato, in una condizione in cui, attenzione, abbiamo un PIL, l'investimento sulle armi che è intorno all'1,6, l'1,8. L'Europa ci chiede il 2, la NATO ci chiede il 3%, Trump ci chiede il 5%. Chi offre di più sarebbe da dire, no? Sì. Investito in armi, e noi siamo capaci, attenzione, noi siamo capaci perché abbiamo Leonardo, la prima è Rheinmetall, la seconda industria al mondo di produzione di armi, quindi noi saremmo capaci di portare il PIL al 5%, basta esportare armi, basta destabilizzare altre zone nel mondo e che richiedono armi e noi le vendiamo. Michele Toccoli, senti, ti volevo invece chiedere, anche in quanto persona che ha dedicato molte energie e molto tempo a Docenti Senza Frontiere, come vedi un po' il fatto che un giorno a scuola si fa un percorso sulla risoluzione pacifica dei conflitti, sulla mediazione, sull'ascolto dell'altro, e magari il giorno dopo i bambini vengono portati in caserma a giocare con le armi, a salire sui carri armati? Non c'è un po' di distopia, per usare un termine? Promuovere la presenza di militari
o simulazioni che includano l'uso di armi, anche simboliche, per contribuire forse alla normalizzazione della violenza come mezzo accettabile per risolvere i conflitti. Questo probabilmente intendeva anche Michele Lucivero. Questa è una prospettiva che rischia molto di entrare in contrasto con i valori che la scuola dovrebbe diffondere, cioè il dialogo e la cooperazione in primis, e che dovrebbero essere il fulcro dell'educazione scolastica. Io però non ho avuto esperienze dirette di esercitazioni o di militari in scuola, abbiamo avuto comunque inviti per visitare le caserme, quelli sì, ci sono stati, però ho assistito negli ultimi anni anche, come dire, il disvalore della bandiera della pace, della bandiera arcobaleno, dove alcune amministrazioni comunali, purtroppo ad attrazione leghista, hanno sensibilizzato le scuole a togliere la bandiera della pace. Questo l'ho vissuto direttamente in questi ultimi anni, ed è stato anche quella è una forma di violenza, ecco, si può considerare. E al tempo stesso, Michele, mentre succede quello che racconti tu, c'è una supervalutazione del tricolore, no? Vi siete accorti, no? Attraverso circolari, il 4 novembre, la celebrazione del tricolore, e anche noi dell'Osservatorio abbiamo lanciato un convegno, dice il 30 ottobre, dice, per dire che il 4 novembre non è la nostra festa, no? Non è la nostra festa perché non c'è nulla da celebrare, quindi... No, infatti l'impatto emotivo che poi certe esperienze possono avere su individui o alunni o studenti non universitari ma di età inferiore, possono creare situazioni che possono anche traumatizzare, al di là di questo. Però il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche deve essere trasparente su questo tipo di argomento. Non può passare attraverso pressioni di potere o di autorità e non autorevoli, ecco. Poi ci sono così tante proposte alternative per promuovere il valore del senso civico, anche per promuovere il valore della bandiera italiana o cercando di non, come dire, puntare sui nazionalismi, su tutta una serie di contenuti che sono equivoci. Cioè, ci sono tante di quelle proposte alternative di progetti di educazione alla pace, di organizzazioni umanitarie che possono essere impegnate, coinvolte all'interno della scuola. E poi ricordiamo tutti i percorsi sui diritti umani che fanno le scuole, sui laboratori di cittadinanza attiva, sulla responsabilità sociale, l'importanza del dialogo. Se poi in un attimo, in poco tempo, se ti capita di questi tipi di esperienze, rimetti tutto di nuovo in discussione, proprio il tuo modo di pensare e di valorizzare l'altro e le persone che sono nella scuola, ecco. Certo. Sì, insomma, sì, non sono tempi belli, e come diceva prima Michele Lucivero, sono 2 anni, 1 anno e mezzo che vediamo una carneficina in diretta spaventosa e contro la quale nessun governo ha fatto niente, insomma, se non mandare armi ancora a Israele e fondi, eccetera. E quindi normalizzare la violenza, normalizzare la sopraffazione è molto preoccupante, insomma. E appunto ricordavamo prima che il nuovo segretario della NATO ha detto che dobbiamo entrare in una cultura di guerra, parlando dell'Ucraina, che è un altro conflitto completamente assurdo agli occhi di molti e per il quale non si è mai tentato un minimo di mediazione, di risoluzione appunto
ragionata del conflitto, per cui, e comunque ci ricordiamo, ogni tanto lo dicono adesso, ci sono 52 conflitti in giro per il mondo. Noi abbiamo sotto gli occhi solo questi due, però ce ne sono 52 e quindi normalizzare questo tipo di violenza, scusa, ritiro, normalizzare la violenza è spaventoso, insomma, e può essere solo controproducente. Non so che tipo di società vogliamo. Perché anche questa familiarità con le armi, no? Cioè, prima mentre parlavi, Michele Lucifero, mi sono venute in mente le scene nelle scuole americane dove a un certo punto un ragazzetto si ordina un po' di armi su internet e poi va a scuola e fa fuori 10-15 ragazzi. E non è successo una volta, neanche due, neanche tre, quindi... Sì, la presenza di armi incide, è una correlazione veramente alta poi per quanto succedono questi episodi. A noi non succedono perché non c'è questa presenza diffusa delle armi. Quindi viene affrontato quel problema con, non con iniziative di regressione o di un ritorno all'educazione civica, all'educazione, come dire, a laboratori che si impegnano sulla mediazione, ma anzi stimolano i docenti ad acquistare armi che potrebbero essere difensive se dovessero succedere questi episodi. Questo ho letto, mi ricordo, mesi fa, come soluzione alle armi negli Stati Uniti. Del resto, sconvolgente un po'. Come accennavo prima, noi siamo continuamente sotto propaganda di una cultura della sicurezza. Cioè questo, ad esempio, ho pubblicato ieri un comunicato di Gallarate Varese, in una scuola, nell'Istituto Falcone, faranno una settimana la settimana della sicurezza. Cioè in tutta la settimana sfoggeranno tutte le forze armate nell'istituto per mostrare quello che sanno fare. Quindi, capite, noi viviamo questa situazione in cui viene normalizzata la sicurezza. Ecco che tutto ciò è funzionale ad accettare, ad esempio, che ai crocicchi delle strade, agli incroci, ci siano i militari a Roma, a militarizzare gli ospedali, perché non si risolvono i problemi relativi alla sanità, cioè il fatto che non ci sono medici al pronto soccorso e quindi quando arrivano 100-200 persone succede il caos. In alcune situazioni di inciviltà, attenzione, di inciviltà vengano menati i medici. Allora che si fa? Si militarizza anche l'ospedale. Tutto ciò è funzionale a pensare, e ci sono anche delle indagini, cioè delle statistiche, a pensare che la sicurezza, la difesa, i militari ci possano salvare, possano mantenere. Beh, questa non è una società civile, evidentemente non è una società civile, perché la società civile, come diceva Michele Toccoli, si fonda sulla convivenza, sul dirimere in maniera non violenta i conflitti inevitabili. I conflitti sono inevitabili tra le persone, interpersonali, tra i gruppi, ma bisogna cercare di risolverli. Ecco, noi questo insegniamo nelle scuole, ma non la violenza, non le armi. La presenza soltanto delle armi è inquietante all'interno delle scuole. Guardate, un altro episodio mi è venuto in mente a Palermo. Quindi in questo caso a Palermo, in una scuola di Palermo, i vigili urbani, tra l'altro, guardate, i vigili urbani simulano, potete cercarlo sul sito questa notizia, simulano l'arresto con i cani, l'arresto di un criminale, e poi in cortile, guardate che c'è anche un video, il video l'ha pubblicato Repubblica e noi non l'abbiamo rimbalzato perché era protetto dai diritti, in un cortile pieno zeppo di bambini e bambine partono degli spari a salve del vigile urbano che ha catturato e tutti che urlano. Guardate il video, l'ha pubblicato Repubblica, questa cosa è imbarazzante. La dirigente si è dovuta scusare
dicendo che lei non ne sapeva nulla. Ovviamente quando succedono poi i pasticci, la dirigente non ne sapeva nulla e ha addossato la responsabilità alla docente che ha concordato il vigile urbano un'attività che non era stata prevista, e quindi il fatto di cominciare a sparare. Nel video diffuso da Repubblica si sentono gli spari e i bambini che urlano, piangono, quello è traumatico. Questo è successo a Palermo. Sono episodi che da 2 anni noi documentiamo sul nostro sito, e tra l'altro ci arrivano segnalazioni anche da parte dei genitori, di altri docenti che si accorgono, e la risonanza mediatica dell'osservatorio è enorme. Adesso, se volete, vi posso pure mostrare le visualizzazioni. Guardate che abbiamo delle punte di 3.000, 4.000 e 8.000 persone, visualizzazioni su un singolo articolo. Allora, io adesso dobbiamo concludere questa parte, è stata molto interessante e vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi. Invito tutti gli ascoltatori a guardare i siti, sia quello dell'Osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole, sia quello di Docenti Senza Frontiere, che fa un sacco di progetti molto belli. Lo trovate sotto all'immagine il link su questo video di YouTube, sotto ci sono i link. E naturalmente di contattare l'Osservatorio se ci sono notizie di queste imprese meravigliose. D'altronde abbiamo i confini assediati, dobbiamo difendere i confini, e qui vabbè, buttiamola in ridere perché sennò ci viene da piangere. Va bene. Anche a me, anch'io dico, per concludere, che la scuola deve rimanere un luogo di formazione critica, plurale e inclusiva, e credo che sia arrivato il momento per dire no alla militarizzazione delle scuole e di perseguire sempre con un'educazione che metta al centro la pace. Ecco, questo mi sento di sottoscriverlo come momento conclusivo, perché anch'io negli ultimi 15 anni mi sembra che si dia troppo spazio alla presenza di azioni, e tra l'altro nemmeno che non passano nemmeno dai collegi docenti, ma passano direttamente da circolari, delibere, determine o dal dirigente stesso, e non ci si accorge, ecco, di questo. E ci sono protocolli, guardate, ci sono protocolli tra il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Istruzione che consentono di operare in questo modo. Va bene. Grazie mille. Grazie mille. Comunque seguiamo il sito, è molto bello, ci sono un sacco di notizie. Ricordo il 16 a Mestre un incontro. Mestre, eccolo qua. E dov'è la guerra? Aspetta un attimino, eccola qua. La scuola va alla guerra. Giovedì 16 gennaio a Mestre, mentre a Bari il 20 economia di guerra e educazione della pace nelle politiche del Mediterraneo. Grazie mille, magari ci risentiamo più avanti e vediamo un po'. Grazie a voi. Bene. Tanto sono sicuro che dovrò aggiornarvi, perché io impiego 2-3 ore al giorno a pubblicare notizie e segnalazioni che ci arrivano, davvero. Bene. Grazie ancora. Grazie a Alla voi. Alla prossima, ciao. Ciao. Grazie.
voglio fare jazz. Perché non do come il cambio truck slow, roba rococò. Se tu li senti suonare, farà ricordare l'Arcadino ma tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz. Non provi anche tu, saprai com'è, e tutti quanti vogliono fare jazz. Se a maiale tu mi vuoi, prendi un ritmo lento e poi ad ogni nota dai sonorità. Un altro tono proverò, io più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà. E accadrà che prima o poi ogni gatto come noi al nostro caro si unirà, svegliando tutta la città. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti vogliono fare jazz. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti voglio fare jazz. Alleluia! Tutti quanti, tutti quanti voglio fare jazz. Alleluia! Tutti quanti, tutti quanti voglio fare. Tutti quanti vogliono fare il jazz, i Dixie Funk Parade, e tutti quanti vogliono salire in bicicletta. Possiamo dire, Rossella, che la bicicletta è anche un simbolo di pace, no? E che quindi... Assolutamente, assolutamente. E quindi con noi abbiamo Claudio Piani. Ciao Claudio, grazie per essere montato sulla nostra mongolfiera. Ciao Gianluca, Non ti sentiamo? ciao Rossella, ciao. Ecco qua. Prima di partire, insomma, allora Claudio Piani lo possiamo proprio definire un viaggiatore, proprio nel senso più bello e più completo del termine, e l'abbiamo chiamato per farci raccontare un viaggio abbastanza pazzesco che ha fatto. Sei partito, Claudio, da Milano a febbraio? Sì, 19 febbraio dell'anno scorso sono partito da casa mia a Milano in bicicletta. Bicicletta? Per arrivare al campo base dell'Everest in Nepal, tutto con le mie gambe, quindi fare da casa mia al campo base dell'Everest senza usare mezzi a motore. Ma questo Quindi perché senza aerei, hai perso senza macchine, senza bus. Hai perso una scommessa? In realtà io non vi sento più. Attenzione. è un viaggio che è per un disegno per
Sì, sì. No, scusa un Ascolta. attimo, aspettate un attimo che vedo a 0 kbytes Ah, un attimino che riprende, dopo ricucio e taglio su. Che ore sono? Le 10, sempre alle 10. altro che zucca di Cenerentola. Ok, riconnessione. Bon, ritorniamo un attimino, ci abbiamo avuto un buco della riconnessione, sempre alle 10 c'è questo stacco, chissà perché, della connessione. E ritorniamo con Claudio, dicevo appunto, ho perso la sconfitta, la scommessa, no? No, 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 era un desiderio che avevo, era un sogno. Ci sono 4 vie dall'Europa all'estremo oriente, volevo farle tutte e 4 via terra e questa era la quarta, quindi ci tenevo a farla. Per un discorso mio personale, intimo, probabilmente non credo di esserlo più una persona insicura, e quindi viaggiare per me, oltre che scoprire, vivere di avventure, è anche mettermi alla prova. Quindi mi sono reso conto che negli ultimi 10 anni, che sto vivendo praticamente da nomade, ho fatto viaggi sempre progressivamente più complicati, e questo era un pochino una chiusura di un cerchio. Insomma, andare in bicicletta da casa mia all'Everest, in bici a piedi, passando Iran, Pakistan, Afghanistan, deserti, Himalaya, eccetera, era un pochino appunto l'ultimo grosso obiettivo che avevo con l'Asia. Quindi l'idea è E nata. quanto ci hai messo? Ci ho messo praticamente 8 mesi e mezzo, 8 mesi arrivare a Giri, che è l'ultima città carrozzabile in Nepal, alle pendici dell'Himalaya. Poi lì ho lasciato la bici e in un paio di settimane sono arrivato in cima al campo base dell'Everest. Quindi 9 mesi totalmente, più o meno, sono stato via. Ok, io sto Caspita, facendo vedere l'animazione del tuo percorso tratto dal tuo canale YouTube, che invito tutti quanti a andarlo a vedere, e in effetti hai fatto un bel percorso. quanti chilometri sono, Complimenti. Claudio? Allora, nel viaggio in bicicletta ho fatto 10.500 km e un 160 piedi. Poi durante il viaggio in alcuni punti ho lasciato la bicicletta e ho fatto delle deviazioni. Sono stato in Armenia, però in bus, e ho fatto un giro in Pakistan con la moto. Ho affittato una moto perché avevo solo un mese di visto. Quindi da casa mia al campo base ho fatto tutto in bici, e queste 2 deviazioni per questioni di tempo, eccetera, le ho fatte una con il bus e una in moto. Quindi i chilometri sarebbero di più, ma quelli in bici sono 10.500. È il mio record anche. Avevo fatto il bici Caspita, così lunghi. complimenti. Sì, sì. E ci vuole una bici speciale, ci vuole un allenamento, beh, quello super, immagino. In realtà a Rossella io sono partito senza allenamento. Ovviamente sono una persona, mi alleno tutti i giorni sempre, quindi sono una persona generalmente allenata. Però ho fatto 3 cicloviaggi grossi, dal Tibet a Milano, da Milano a Lisbona e da Milano all'Everest Base Camp, e non mi sono mai allenato. Quindi l'allenamento viene via via. E la bicicletta, io in realtà ho una bici cinese che comprai in Cina quando vivevo lì, a quale ho fatto il primo cicloviaggio, e la pagai $200, quindi sui 200-300 euro. Ok. Quindi è molto semplice, non ho una bici. Quindi anche il mito di una super bicicletta, no. Ma in realtà, scusa, se in viaggi come questo, soprattutto in Asia, in Africa, chi fa cicloviaggi, avere delle bici fighette è molto controproducente. Uno, perché si più all'occhio; 2, perché se rompi dei pezzi, avere una bici tecnologica è difficile ripararla. La mia bici è semplicissima, nel senso è proprio ancora tutto meccanico, quindi basta cambiare un filo, basta cambiare un raggio, basta cambiare una pattina dei freni, e quindi è meglio avere una bici semplice, il più semplice e resistente possibile. Ascolta, come te la sei cavata nei vari paesi? Perché purtroppo non sono più gli anni 70 in cui si andava e si veniva dall'India così, no? Tranquillamente. Adesso i paesi sono in guerra o hanno nemici dappertutto e non danno i visti. Insomma, invece te la sei cavata bene anche da questo punto di vista. Sì, no, il tuo discorso è calzante, perché appunto questo viaggio ho fatto l'Hippie Trail, quindi quello che si faceva negli anni 70 per andare in India. Sostanzialmente ho proprio ripercorso grandi linee quelle tratte, e sì, ovviamente è complicato. Cioè, ho avuto in questo viaggio
a ottenere i visti non ho avuto grossi problemi, cioè ci sono stati un po' di incidenti di percorso, rallentamenti, qualche ambasciata mi ha fatto aspettare, però tutto sommato ho avuto tutti i visti che avevo bisogno. E poi sì, le questioni geopolitiche non hanno aiutato. Sono entrato in Iran quando c'erano stati alcuni venti di guerra con Israele, sono entrato in Afghanistan che ovviamente c'è il regime talebano e questo mi ha causato diversi disagi e momenti non piacevoli. Però, come dico sempre, dove economia, religione, che a volte diventa un'ideologia, o interessi economici e politici creano problemi, le persone piccole che ogni mattina si alzano ad andare a lavorare sono buone dappertutto. Quindi io sono comunque stato aiutato in Pakistan, in Iran, in Afghanistan, in India, ce la si cava sempre, ecco. Hai avuto qualche momento di percezione di un pericolo vero? Sì. In Afghanistan mi hanno catturato dei talebani, mi hanno tenuto 17 ore nella loro base, il giorno dopo mi hanno bendato, mi hanno caricato in macchina, c'avevo 2 pistole che mi sbattevano sulle ginocchia del sedile davanti e mi hanno portato in una base segreta, immagino che mi abbiano bendato per non farmi vedere dove mi portavano, per farmi un interrogatorio 17 ore in balia loro, senza poter comunicare con il mondo esterno, senza poter fare quello che volevo, mi ha causato un po' di ansie. Poi percezioni di pericoli altre, vabbè, tantissime, l'andare in giro, perché con la bicicletta sei molto vulnerabile, quindi ho fatto certi tunnel, magari anche svariati chilometri senza luci e senza luci nel tunnel, che vuol dire che con la bici, insomma, un po' di paura ogni tanto ce l'hai, e poi animali, insomma, le solite cose, ecco. Però dai, le solite cose. Mi ero reso conto che ogni giorno qualcosa di bello. Ho presente anche i momenti difficili, ho fatto la steppe in Uzbekistan, ogni sera quando mi fermavo 12 giorni di deserto, ma me li godevo tutti. Questo viaggio secondo me è stato talmente impegnativo a livello mentale e fisico che mi sono trovato veramente a dover sopravvivere, quindi secondo me nel quotidiano me lo sono goduto di meno, proprio perché ogni giorno era una sfida, trovare da mangiare, trovare da bere, trovare da dormire. Poi ci sono stati dei momenti bellissimi e soprattutto il momento in cui sono arrivato all'Everest Base Camp è come se tutte le emozioni accumulate in 8 mesi sono venute fuori in un minuto, e lì è stato veramente uno dei momenti più belli della mia vita, perché è stata un'esplosione di gioia, di soddisfazione, di gratitudine che non avevo mai provato, così profonda, così intensa. Sì. Cioè, ma sei salito da solo a questo Everest? O avevi una guida da solo? No. Sì, da solo. Un po' la mia politica è rispettare la montagna, e io ho detto vado fin dove riesco ad andare da solo, quindi non sono un alpinista, non mi piace l'approccio che iniziano ad avere i turisti occidentali in Himalaya, dove inizia un po' ad abusare della montagna per la semplice soddisfazione e quindi no, ho cercato di tenere un profilo basso basso e di poco impatto, e ho fatto in solitaria. Complimenti. Già? Ho visto un paio anche di video che, insomma, quando arrivavi nei paesi, nelle città, avevi il corteo dietro che ti seguiva. E lì è successo solo in Afghanistan. La realtà è che le 3 città principali, Herat, Kandahar e Kabul, sono tutto sommato realtà difficili, ma ok, si può fare. Passare nei paesi tra queste 3 città, quindi paesi assolutamente sperduti, assolutamente fuori dal mondo, senza elettricità, senza niente, è logico che il mio passaggio destava parecchia curiosità. E ho fatto 26 giorni dove non ho avuto un secondo di tregua, e questo secondo me è complicato dall'Afghanistan. Farlo poi in bici non ti garantisce nessuna intimità, perché sei in strada tutto il giorno. Farlo in bici vuol dire che dormi in tenda in strada, quindi ho fatto settimane in strada, e questa curiosità spasmodica degli afghani è pesante, perché mi seguivano tutto il giorno, quando dormivo stavano lì a guardarmi, quando andavo mi seguivano in bagno, e sei comunque in un posto dove non c'è nessuna ambasciata, quindi se perdevo il passaporto ero fritto, se mi rubavano un telefono o una bicicletta ero fritto ugualmente, quindi insomma il livello di stress che si è accumulato in quei 26 giorni è stato
ai limiti dell'estremo. Io lo racconto, ma secondo me è difficile far capire quello che ti passa in quella testa, seguito 24 ore al giorno per settimane. Così tanto tempo, poi un giorno uno può anche, vabbè, però 26 giorni sono... No, io al terzo giorno ho detto non ce la faccio, l'unica volta in vita mia che ho detto mollo, cioè prendo un bus e vado diretto verso il Pakistan perché non ce la faccio. Poi mi sono detto no, stai facendo una cosa che è oltre questa fatica, quindi tieni duro e niente, ho cercato di godermela un po' di più. Poi è logico, cioè io ero entrato in Afghanistan con tutte le persone, mi hanno detto ti ammazzano. I pochi che conoscevo mi hanno detto guarda che in Afghanistan ti prendono a sassate quando arrivi nei paesi, quindi io arrivavo nei paesi con la paura che mi prendessero a sassate. In realtà e quindi è logico che ogni cosa che fai, ti fermi a fare la spesa, hai 50 afghani intorno e quello che avevo addosso equivale al loro stipendio di 3 anni, quindi dici porca vacca, e se decido di rapinarmi sono in 50 e sono da solo, è finita. E poi alla fine no, ho incontrato 99,9% brave persone, anche alcuni talebani, però in quel momento, quando sei lì, in quel periodo, quindi... Cioè, sì. E tu avevi la tua tendina? Sì. Tendina, speravi che nessuno venisse a guardarti quando andavi dietro la tendina? Ma infatti a un certo punto ho iniziato a dormire, tanto ho detto essere visto per essere visto, ho iniziato a dormire o nelle moschee oppure nei ristoranti, e a volte mi hanno ospitato dei contadini. L'ultimo pezzo io mi sono nascosto in dei campi e quando i contadini mi hanno visto mi hanno detto vieni nella nostra capanna, ho dormito nelle loro capanne. Pensa a te. E vabbè, quindi la popolazione comunque in giro così anche in Iran, non so, ti guardavano un po' basiti, questo qua arriva sto matto in bicicletta. Col sorriso e mi regalavano tutto col piacere, cioè in Iran percepito proprio amicizia e ospitalità. In Afghanistan c'è lo stesso principio che si chiama Taros, che devi essere gentile con l'ospite, e tante persone hanno voluto essere gentili con me, però ho visto la sofferenza e la fatica nell'essere gentile. Cioè, in alcuni posti lì in Afghanistan dove avevo conosciuto un commerciante Hazara, che è un'etnia locale, non so se avete letto Il cacciatore di aquiloni, e per dire loro mi volevano sempre offrire quando andavo nel loro negozio a comprare le cose, ma vedevo che lo facevo con fatica perché per loro offrirmi qualcosa era, e quindi ho sempre rifiutato. Ovviamente in Iran c'era proprio la gioia di regalarmi le cose, era una cosa, andavo a fare la spesa, mi riempivano la bici di cibo e non c'era modo da dirgli ma no, figuratevi. In Afghanistan è veramente una situazione talmente difficile che... E sei sempre riuscito a comunicare in qualche modo, insomma, sì. con l'inglese. Con i sorrisi più che con l'inglese, perché l'inglese... Con i sorrisi, sì, bello. E la comunicazione a casa, i tuoi com'erano? Allora, in questo viaggio mi hanno supplicato, cosa che non facevano gli altri, di comprare una nazione per nazione, quindi bene o male avevo quasi sempre la connessione e quindi ogni 2 o 3 giorni davo sempre un segnale di vita e insomma, se no poi mia madre... Beh, sì, mi sembra il minimo. E senti, a parte questo arrivo al campo base che immagino... Confessa che ti è scappata una lacrimuccia. Più una. Ma tuttora quando ci ripenso, riguardo alcune foto... No, sono i momenti, cioè se io morissi adesso, non dico che muoio felice, ma quasi. Perché... No, aspetta un attimo Claudio, che noi vogliamo intervistarti ancora. No, però sono quelle robe che adesso non è tanto poi l'Everest in sé. Io in questo viaggio, quando molti mi dicono l'Everest, per me, quando ho iniziato era solo per dare un punto d'arrivo. A me non mi interessava niente dell'Everest in realtà. Mi interessava una zona del Pakistan, una popolazione in Pakistan, e poi l'Afghanistan possibilmente, quindi il fulcro del mio viaggio era quei 2 pezzi, no? E poi ho messo l'Everest per dare una conclusione un po' romantica, un po' mitologica se vogliamo, e in realtà guarda, arrivato lì è stato molto più bello di quello che mi aspettassi. Cioè, avevo fatto altri 3, è stato proprio magico e c'ho la pelle d'oca adesso. Che bello, cioè, ci stai trasmettendo questa emozione. Quante volte hai bucato e hai dovuto cambiare?
Allora, io avevo questa volta mi ero concesso il lusso dei Marathon Schwalbe Plus, Schwalbe Marathon Plus, che sono tedeschi probabilmente i migliori in commercio, e ho bucato una sola volta, ho festeggiato i 6 chilometri in Iran, in un paesino sperduto, e mi è proprio esploso un copertone. Beh, è andata bene, dai. È andata bene, una foratura è andata bene. No, sto viaggio devo dire problemi ciclomeccanici ne ho avuti solo 2 e quindi li ho riparati anche abbastanza agevolmente, e quindi mi è andata proprio bene. Gli altri viaggi avevo fatto molte più raggi rotti, più disastri. Con le strade, No, col traffico. ho tirato un deragliatore alla fine, però ero Con le... strade sì trafficate, anche perché ci sono solo quelle, cioè per dire in quella zona orientale dell'Iran, Pakistan, non è che c'è ovviamente l'autostrada, la superstrada provinciale, c'è una strada sola e quella si deve fare. Sono paesi dalle grosse città comunque non troppo trafficati, nel senso la quantità di macchine in Pakistan e in Iran ovviamente è inferiore che in Europa, quindi si fa. È logico che ogni tanto pedalavo con i camion, ogni tanto sempre, con qualche camion che mi passava accanto, anche i libri, poi avendo scritto alcuni libri, qualcuno ha letto i libri e mi segue. E quindi quando sono tornato, soprattutto dopo alcuni video che ho pubblicato sui social sull'Afghanistan, che sono diventati un po' virali, un sacco di persone, ma anche televisioni, radio, hanno iniziato a chiamare i giornali, e quindi niente, ho aumentato un po' il giro, mi invitano spesso a fare serate di presentazione dove racconto un po' i miei viaggi. La cosa che mi interessa comunque, insomma, lascia un po' il tempo che trova, è far capire quanto è bello il mondo e quante sono la bontà della gente che lo popola. Secondo me quello deve essere quello che ci spinge a viaggiare e farlo con rispetto. Secondo me è il messaggio che voglio lanciare di più, di viaggiare in punta di piedi, perché noi siamo europei, guadagniamo in euro, quindi siamo ricchi praticamente in tutto il mondo, abbiamo un passaporto che ci fa andare in tutto il mondo, e quindi noi che possiamo viaggiare abbiamo una responsabilità di preservare il mondo, non di giudicarlo, non di scendere dal piedistallo, far capire, far riflettere su questo argomento. Il mondo non è un parco giochi, va veramente rispettato. Dici delle cose molto belle e che naturalmente condividiamo. Sì, vabbè, un discorso gigantesco questo qua di come noi europei ci muoviamo in giro per il mondo, e anche di cosa ci aspettiamo delle volte, anche sbagliando, insomma, da popolazioni che stanno lì, si fanno la loro vita, poi arriviamo noi e vabbè. Allora, se qualcuno vuole seguire le tue imprese, adesso oggettivamente pubblico molto su Instagram, che è il canale più immediato, e ci sono anche dei video reel dei bei viaggi, e l'Instagram è Claudio Piani, quindi il mio nome e cognome è Vagabondiario. E poi niente, ci sono i miei libri su Amazon, si trovano sempre sotto Claudio Piani. C'è un podcast su Audible molto carino, lì sempre Claudio Piani e Vagabondiario. Se si mette quello online viene fuori più o meno tutto. E ti troviamo. Sì. Benissimo, allora complimenti, non ti chiediamo qual è il prossimo progetto, perché penso che adesso devi sedimentare un po' questo. Sì. Ho proprio non ho l'eccellenza, urgenza di programmare niente adesso. No, beh, no, anche perché insomma hai accumulato talmente tante emozioni, credo, no, che devi anche un attimo lasciarle appunto sedimentare, poi forse anche rielaborare alcune cose che hai visto, che hai conosciuto, quindi hai tantissimo materiale per il momento, credo. Però noi ti seguiamo e prima o poi tornerai anche da noi. E buone serate, perché abbiamo visto che sei molto richiesto, e quindi grazie per essere stato anche con noi. Grazie a voi, Grazie mille. Grazie Rossella. Grazie Claudio. Grazie.
Eccolo qua, bella ciao con Micol Arpa, Micol all'arpa. Eccoci qua, Rossella, siamo un po'... ci sono state tante difficoltà tecniche che Ma però succede anche nelle migliori radio, no? dopo rifaremo E noi spagnoli. un cuci, incolla, cuci qua e per dare una trasmissione un pochino Maquillage. esatto, anche perché appunto non avevamo finito, abbiamo il nostro Sami da Gaza con il suo audio. Cosa sta succedendo adesso, Rossella? Cosa sta succedendo? Che stiamo tutti in attesa, sono circa 10 mesi, 11 che si parla di possibile tregua, stavolta pare che ci siamo proprio, però vedevo appunto adesso che alcuni ministri del governo Israeliano. Netanyahu sono contrarissimi, Sì. minacciano di uscire dalla maggioranza, sono naturalmente i più estremisti e le famiglie degli ostaggi dall'altro lato rimproverano al governo di non aver fatto niente per gli ostaggi in tutti questi mesi, di non avere mai cercato seriamente di riportarli a casa e di essersi concentrati più sulla vendetta e sulla punizione, insomma, della popolazione di Gaza che non sul salvataggio degli ostaggi. E quindi, insomma, per il momento però, insomma, pare che ci siano buone probabilità, è una tregua a tappe, cioè verranno sospesi i bombardamenti. D'altronde mi chiedevo proprio prima, visto che è stato fatto diventare polvere l'80% degli edifici, abitazioni civili, scuole, ospedali, moschee, luoghi di culto, centri culturali, ormai sì, cosa bombardano, voglio dire. Insomma, basta guardare le immagini che passano in qualunque notiziario, no, per vedere. Quindi forse era arrivato anche il momento naturale, fra virgolette, per dare una svolta. La popolazione è allo stremo, insomma, e adesso sentiamo Sami, ci ha mandato questo vocale ieri perché è sempre un po' complicato anche per lui. Così, insomma, ci ha raccontato un pochino come viene vista la possibilità di una tregua. Va bene, allora ascoltiamo l'audio di Sami e molto preoccupante, ci sono anche tante attese per la tregua perché la gente aspettano con tanta ansia, tutta la gente praticamente stanno preparando, soprattutto la gente che sta ora al sud, che abitava, sono stati sfollati del nord, che sono qui tutti stanno preparando per ritornarsi al loro posto, secondarmente non è alla casa perché non ci sono più case, praticamente le loro case sono state distrutte totalmente. Anche la gente, quelli di Rafah, stanno aspettando queste notizie e Rafah è stata praticamente tutta Rafah, una città prima erano quasi 350.000 persone, è stata rasa del suolo, non è rimasto nemmeno una casa in piedi, nemmeno una struttura, tutto praticamente distrutto completamente. Cioè, la gente ritorna lì sulla marciere, cominciano per prepararsi la loro tenda o qualcosa del genere. Però non hanno tanta fiducia perché sono da mese e mese che la gente dicono domani, dopodomani ci sono la tregua, ci sono, perché sono stata, la gente era contenta, era maggio praticamente che era vicino la tregua, poi dopo c'è stata ottobre un'altra volta. Ora speriamo che questa volta andrà bene, situazione ancora molto grave, soprattutto se la voglio aumentare sul livello del cibo, perché non sta entrando praticamente niente cibo, sono prezzi praticamente ancora sono alle stelle, per questo la gente sperano, anche noi speriamo tutti che ci sarà la tregua, così almeno cominciano a entrare un po' di roba, perché la gente sta soffrendo la fame veramente, soprattutto le donne, i bambini, anziani, tutte quante, e tutta la gente sta perdendo tanto peso, minimo una persona ha già preso
perso 10 kg di peso praticamente per la causa di malnutrizione. E situazione anche un'altra cosa, la situazione molto difficile è guardando sul livello sanitario, perché nell'ospedale sono spenti tutti i dipartimenti perché non ci sono più elettricità, perché non ci arriva il gasolio, e l'ospedale al nord della Sicilia di Gaza sono stati distrutti completamente, non c'è rimasto nessun ospedale in funzione. La città di Jabalia è stata rasa del suolo, anche quella, e anche quella di Beit Hanun e Beit Lahia, quelle che stanno a nord di Gaza, sono state praticamente, non ci sono più niente rimasto, una situazione ancora grave. E per cominciare a ricostruire ci vuole minimo 10-15 anni, perché sono state distrutte più dell'80% praticamente delle case, delle infrastrutture e di tutto quanto. Sarà una ripresa molto difficile, ma speriamo che la tregua arriva e la gente cominciano ancora a prendersi un fiato. Situazione sembra ancora più grave. Anche per il raffreddo la gente non si trova più praticamente per scaldarsi, mancano il gasolio, manca tutto il genere di scaldamento, le luci. Sono quasi un anno e mezzo, non stava entrando niente carburante, non c'è nemmeno l'elettricità, e questa è la situazione che sta nella Sicilia di Gaza. Ecco, abbiamo sentito Sami che ha un barlume di speranza, insomma, che sembra che ci sia, insomma, no? Sì, dice anche che la gente vuole tornare a nord e torneranno alle macerie, nel senso che è stato spianato tutto e non so quanti anni ci vorranno. Avevo letto mesi Lui fa una dice stima di una decina d'anni, dice Sami. costruire. C'è anche da portare via quella enorme quantità di detriti, anche perché erano edifici, essendo un territorio molto piccolo, credo che sia la zona con la più alta densità al mondo, un palazzo di diversi piani, insomma. Vabbè, adesso l'importante è che intanto gli arrivi da mangiare e da coprirsi, perché veramente l'idea di neonati che muoiono di freddo nel 2024 mi sembra veramente inaccettabile. E ho trovato veramente nauseanti, devo dire, certe osservazioni in cui dicevano ma come fanno a morire di freddo se ci sono 7-8 gradi, non è sotto zero. Ma se un neonato è nato sottopeso, ed è abbastanza ovvio che nasce sottopeso in una situazione in cui le madri non hanno potuto nutrirsi come avrebbero dovuto, ed è in una tenda di nylon dove entra aria da tutte le parti, e a volte avete visto che le tende sono state allagate perché c'era il mare in tempesta e le onde erano molto forti. È abbastanza intuitivo e hanno una coperta in 4, non è difficile capire, no? Quindi ecco, speriamo che almeno da un punto di vista così dei bisogni proprio più elementari, poi non so come faranno a tornare a una vita normale, ma insomma questa è tutta da vedere. L'importante è che non gli cadano le bombe in testa, sarebbe già. Va bene, dai, speriamo che per martedì prossimo di avere un audio di Sami molto più positivo. Siamo alla fine. Avete ascoltato Grazie a tutti. Il giro del mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra. In studio Rossella, Gianluigi e Remo Omar. Una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo a martedì prossimo. Bene, come dice la nostra voce dell'intelligenza artificiale, vi aspettiamo martedì prossimo con altri nuovi ospiti e insomma ascoltateci, iscrivetevi al canale, condividete, insomma fateci crescere un attimino, che più cresciamo e più possiamo attuare anche altre cose. E scriveteci naturalmente radio-nostra@libero.it. Esatto, se avete anche qualcosa da raccontare, benissimo, chiamateci e vi mettiamo sul nostro cestello e vi facciamo partire. Fare un voletto. Ciao a tutti e martedì prossimo.